Bene, eccoci insieme anche oggi, è tornato a trovarci con nostro piacere Flavio Baldan, consulente finanziario, con il quale da qualche tempo abbiamo iniziato un viaggio di educazione al risparmio. Insomma, cerchiamo di preservare nella maniera migliore i nostri conti. Stavolta è qui per interposta persona in qualche maniera, per parlare di un libro. Il libro è di Stefano Elli, un collega giornalista del Sole 24 Ore, ed è Gli Stangati, storie di truffe, investimenti traditi e altre catastrofi del risparmio italiano. Sempre Elli, l'autore, dice: Gli Stangati, l'economia è una scienza esatta che spesso produce risultati sbagliati. Mi pare una buona massima. Partiamo da qua. Esatto, buongiorno a tutti, grazie a TV7 per l'ospitalità. E partiamo da qui sostanzialmente. Io parlo di questo libro perché è appena uscito, l'ho letto, mi è capitato di leggerlo un mese fa circa e l'ho trovato di straordinaria attualità sia per quanto racconta dal punto di vista storico ma anche per quello che avviene quotidianamente e sta avvenendo anche in questi ultimi anni. È vero, l'economia non è una scienza esatta, ma sembra produrre per i risparmiatori italiani delle situazioni estremamente negative e soprattutto, analizzando bene il libro, poi magari vedremo, produce delle conseguenze estremamente negative per i risparmiatori del nord-est e del Veneto in particolare, che sembrano avvezzi a questo tipo di situazioni negative o di truffe o di risparmi traditi. Ma perché siamo un po' ingenui qua? Ma c'è sicuramente una sottocultura finanziaria assoluta, su questo posso esprimermi in modo assoluto perché è la mia materia, conosco le persone, certo. Vedo, sento quotidianamente, assolutamente sì. Poi tutta questa evoluzione, diciamo, di capitalismo di un certo tipo ha in qualche modo portato al benessere in un certo modo, ma non a disconoscere, ma a non interessarsi o certo. Interessarsi superfluamente, in modo superfluo del risparmio, eccetera. Il Veneto, al di là di quello che è accaduto, al netto di quello accaduto di Veneto Banca e Popolare di Vicenza, che però fa parte integrante di questa situazione, sembra avere, proprio per questa possibilità, per questa presenza di capitali, sembra avere un incipit particolare a cadere in queste situazioni negative. In realtà poi riguarda un po' tutto, perché in una delle slide finali riguarda sempre quel processo di sottocultura finanziaria di cui noi italiani siamo estremamente presenti e sostanzialmente deficitari in tema. Se pensiamo che siamo al 63esimo posto su 148 paesi, al 26esimo posto su 20 come cultura finanziaria e al 26esimo posto su 27 in Europa. Solo il 37%. Cioè chi è il 27esimo dopo di noi? Mi pare ci sia, non so se c'è la Romania o la Grecia, adesso vorrei esattamente. Sì, ma è un dato estremamente preoccupante e si riverbera poi in queste situazioni e in altre che non sono conosciute, ma che ne potrei citare altre decine. Parliamo solo per esempio dei truffati dei leasing in valuta di Hypo Alpe, della zona di Vicenza o del Triveneto, che sono decine di milioni di euro. Parliamo di casi che fortunatamente sono stati risolti da Poste Italiane per i loro fondi immobiliari o di polizze di altri intermediari, che vengono risolti, guardate bene, non perché l'intermediario ha a cuore il risparmiatore, vengono risolti perché tra i rischi operativi c'è il rischio reputazionale e quindi, onde evitare rischi di malcostume o di pubblicità negativa, vengono risolte queste situazioni qui. Stefano Elli sostanzialmente racconta ciò che è successo a partire dagli anni '80, esatto. Siccome ci siamo già giocati 5 minuti di trasmissione, c'è un termine che ricorre, schema Ponzi. Lo famoso schema Ponzi. Allora, le truffe sostanzialmente, parlando sempre in ambito truffa, non di risparmio tradito, che è un'altra cosa fondamentalmente. Il risparmio tradito sarebbe quello delle banche. Sarebbe quello di intermediari autorizzati, ma non solo delle banche, di altri intermediari, i famosi diamanti, il famoso oro, i lingotti d'oro, qui ce n'è uno che appartiene a decine di risparmiatori, tutte queste cose qua. Ancora più grave quando non si tratta di intermediari autorizzati, ma si tratta proprio di persone truffaldine che truffano fondamentalmente il risparmio
Schema Ponzi. E lo schema Ponzi. Le truffe sostanzialmente, lo schema Ponzi è quello più eclatante. Che funziona come? Lo schema Ponzi non è altro che ha 3 principi basilari, avviene spesso in una situazione di tassi particolarmente o di economia particolarmente, di mercati particolarmente stabili, con tassi abbastanza bassi, come è quello che sta accadendo da una decina d'anni in questa parte. Avviene attraverso sostanzialmente un back office strutturato che mette in piedi dei siti che appaiono veritieri e raccontano delle situazioni positive e compare come un pagamento puntuale di interessi che però sono interessi spropositati che dovrebbero già fare aprire un alert alla gente di qualcosa che non funziona. Cioè, un po' come quando andiamo al supermercato, mutatis mutandis, se un prodotto costa troppo poco vuol dire che non è di qualità. Certo, qua se ci promettono dei tassi straordinari, assolutamente, gran parte di questi schemi prevedono tassi fuori mercato che dovrebbero in qualche modo già far capire che il rischio è un rischio fuori dal comune. Però una cosa è il rischio, un'altra cosa è la truffa. Sì, cioè, uno può anche rischiare molto e poi non gli va bene, vabbè, ma lo sa. Un'altra cosa è quando ti promettono un tasso assolutamente improponibile. D'accordo, ma io cito un esempio, sul libro viene citato un esempio del papà, il signor Fabio Calenda, del papà dell'ex ministro dello sviluppo economico, in cui lui non era tanto il tasso che attirava, era la stabilità dei rendimenti, era una situazione che nel tempo era consolidata. Anche questo può non essere sostanzialmente un dato oggettivo, perché bisogna capire come si consolidava questa situazione. Faccio un esempio alle famose hedge bank venete, se nel 2008, 2007 e 2008 gli indici bancari dell'Italia scendono del 20-30% e gran parte delle banche perde il 30-40%, se Popolare di Vicenza cresce del 5-6 è evidente che c'è qualcosa che non va sostanzialmente, e quindi non è solo il tasso di interesse ma è tutta l'architettura che va messa in discussione perché è fatta su dinamiche che non corrispondono a quelle di mercato. Parlando di grandi truffatori, il pensiero va a Madoff, Bernie Madoff. Mr. Madoff, yes. Che mi pare sia stato un caso eclatante, però va anche detto che negli Stati Uniti lo hanno condannato a 150 anni di carcere. Quindi... Questa è un'altra delle dinamiche che purtroppo mentre in Italia ricorre di diversità tra l'Italia e per esempio altri stati, in particolare gli Stati Uniti. C'è il caso di Madoff, ma c'è un altro caso di un'altra persona che è stata condannata a 40-50 anni. Il caso di Madoff è stato eclatante. Purtroppo qui in Italia succede spesso che tramite prescrizioni o situazioni varie i reati vengono accantonati e spesso, guardate bene, anche se deontologicamente tutto appare corretto, e dal punto di vista etico e della sostanza molte volte non è neanche penalmente difficile andare a condannare certe situazioni sotto questo profilo. Vedendo poi i materiali forniti, mi pare capire che più o meno lo schema della truffa sia abbastanza simile. Cioè si promettono dei tassi elevati, sì, certo, poi con ovviamente degli artifici finanziari li si riesce a garantire fino a un certo punto, perché gli ultimi garantiscono uno scappa con la cassa, uno scappa con la cassa, oppure si investono in situazioni le più disparate, per esempio qualcuno che si inventa algoritmi soprattutto sulle valute e le materie prime, che sono i mercati più difficili in assoluto al mondo per le loro oscillazioni che hanno, algoritmi che sono in grado di controllare queste oscillazioni e che garantiscono sempre un risultato positivo. Assolutamente illusoria una cosa di questo tipo. Oppure abbiamo il caso di coloro che magari collocano delle polizze pensionistiche oppure dei fondi immobiliari eccetera, incassano la somma magari su un normalissimo conto di BancoPosta e che poi viene girato a Bahamas da qualche parte. Non c'è un fondamento e tutta questa situazione si basa soprattutto su un'ottica di mis-selling sostanzialmente, di mancanza o di informazione che non è quella corretta e spesso non c'è proprio per eludere il controllo da parte del risparmiatore. Scorrendo un po' i nomi, alcuni sono ahimè tristi a nord-est perché sono stati dei
dei Certo. crack finanziari, e leggo Fabio Gaiatto, Roberto Caonzo, dei nomi che immagino a molti risparmiatori Lo ricordino riconoscono, certo. brutte cose. Poi a livello nazionale Giorgio Mendella, ma c'è uno, arcivescovo abate Max Sì, di Montecristo, sì, Hofstrichen, chi era? io dico, alias Massimiliano Muzzi. esatto, questa persona era riuscita a farsi consegnare, mi pare, dal denaro da situazioni ecclesiastiche, eccetera, per ricostruire chiese e cose di questo tipo, e poi questo denaro finiva nelle sue tasche. Però nessuno ha posto un dubbio che uno che si presenta con un nome di questo tipo fosse una persona che non avesse tutti i crismi delle situazioni. C'è anche il caso Il caso crismi e carismi, visto che è un arcivescovo. Esatto, e quindi già a volte appare talmente evidente la situazione che si fa fatica a capire perché, se non c'è una maleducazione finanziaria di fondo, un fatto di non conoscere sostanzialmente come gira un minimo il mercato finanziario, quali sono le cose, le notizie, le cose a cui un risparmiatore deve aggrapparsi, si fa fatica a comprendere perché un investitore dovrebbe investire su un nome di quel tipo lì. Ecco, Eppure ma è questi successo. signori che abbiamo citato erano, come posso dire, in dolo, o erano persone che veramente illudevano se stesse per prima nel pensare di riuscire a creare un'operazione di questo tipo? Erano Erano partiti con l'idea l'idea fraudolenta, del bidone, assolutamente. Parliamo sempre in questi casi qua di frode, parliamo sempre di frode bancaria, di bancarotta, parliamo di casi, no, non c'è nulla di etico, non c'è nulla di professionale, non c'è nulla di morale sotto queste cose. Partono già con l'idea, sapendo poi anche quello che abbiamo detto poc'anzi della mancanza di una legge o di situazioni penali che in qualche modo li vadano a punire particolarmente. C'è il caso, per dirti, di un unico dipendente e direttore di una filiale di Poste Italiane di un comune, del più piccolo comune perugino, che si è intascato 5 milioni e 500 mila euro, che è stato condannato a 3 anni, che sono irrisori. È una somma, però, certo. però lì com'era lo schema? I prodotti di Poste non rendono più nulla, caro direttore, mi fido di lei, faccia lei, assolutamente sbagliato. Cioè, sono tutti casi che partono con un'idea di dolo, fondamentalmente, c'è nulla di... Per concludere Certo. che abbiamo ancora un minutino, ma voglio capire, in effetti una cosa che ho notato, quando scoppiano questi crack finanziari, per giorni se ne parla, dopodiché non se ne sa più nulla. Esatto. Quel signore che ha creato tutto il problema, cioè, finisce in carcere, alle Bahamas con i soldi di tutti quanti, che fine fanno? Ci sono casi che sono stati condannati, anche se la massima condanna che ho visto è stata 7-8 anni, altri casi tipo è stato per esempio... Ecco, ma il signore è anche condannato a 7-8 anni, poi sappiamo in Italia con le sconti, il problema è che non si bene, recupera... dopo 3-4 anni sei fuori, ma con i soldi? Il problema è che non si recupera più il denaro, perché questo denaro, tenete a mente rapidamente, ma è successo anche per un'azienda famosissima qui a Milano recentemente, sparisce immediatamente o viene sperperato. È il caso per esempio della società Service, Nord-Est Service, che forniva il denaro agli istituti, che poi veniva investito in macchine, cioè, o sparisce all'estero. Una volta che scompare all'estero, in paradisi fiscali, Bahamas, piuttosto che Antille, eccetera, non viene più recuperato. Fa talmente tanti giri che è difficile andarselo a recuperare, o ne recuperi solo una minima parte. Quindi, per concludere con un sorriso amaro al tipo che organizza tutto questo, alla fin fine quasi conviene. Assolutamente. Si fa 3 anni di carcere, dopodiché saluta la compagnia e vive il resto dei suoi giorni agiatamente. Sono d'accordo con te, assolutamente sì. L'unica arma che abbiamo a disposizione è quella del risparmiatore, di accrescere sempre la sua cultura, di stare bene attento a ciò che va a firmare, a ciò che viene proposto, consigliarsi con qualcuno di esperto che possa dare un giudizio su questo, e quando vede certe cose talmente eclatanti lascia stare, perché non esiste un investimento che non possa incappare in una tempesta perfetta all'interno del mercato. Grazie a Flavio Baldan per i suoi consigli. Lui, lo ricordiamo, è un consulente finanziario, ma qua insomma per dirci costantemente di stare attenti ai nostri risparmi, perché insomma se ne abbiamo tanti e ne perdiamo qualcuno ci dispiace, ci arrabbiamo, ma ci sono persone che sono andate veramente in rovina e sono state truffate pesantemente, e i colpevoli, come abbiamo sentito, pagano relativamente. Grazie, a voi, alla prossima. Grazie, arrivederci.